Si stabilizza la curva del contagio in Calabria per il secondo giorno consecutivo, 8 contagiati. Nell'elenco non figurano i più 3 di Grisolia collegati al focolaio di Buonvicino. L'affondo di CGIL Cisleguil, la scuola calabrese è in grave ritardo, appelli finiti nel vuoto. Il personale della scuola attende di sottoporsi al test sierologico, ma le operazioni vanno avanti a fatica. Responsabilità dei medici di base? Sul piede di guerra i tirocinanti, siamo i nuovi LSUL+, la regione si occupi di noi. Buonasera dalla redazione del TG10, dunque in apertura gli aggiornamenti sui contagi. 3 nuovi casi si registrano a Grisolia, sono collegati al focolaio di Buonvicino. La provincia di Cosenza in questa fase è la più colpita dai contagi. Intanto a Taverna sono risultati negativi i primi tamponi effettuati sulle persone che hanno partecipato al matrimonio dello scorso 4 settembre, evento al quale erano presenti anche 2 persone risultate positive al coronavirus. La provincia di Cosenza, la più colpita dai contagi di Covid di questa seconda fase della pandemia. Gli ultimi in ordine di tempo sono i 3 nuovi positivi a Grisolia, riconducibili al focolaio di Buonvicino. Lo ha annunciato il sindaco Antonio Longo su Facebook, invitando alla calma tutta la comunità e annunciando che sono in corso ulteriori accertamenti epidemiologici su chi ha avuto contatti con le persone risultate positive al coronavirus. A Buonvicino sono 9 le persone contagiate, 8 in quarantena domiciliare, mentre una risulta ricoverata all'Annunziata. Poi ci sono i casi che riguardano i 2 CAS di Amantea e Santo Stefano di Rende e quelli di Corigliano Rossano, che in queste ore sono saliti a 33. L'USCA di Corigliano è stata impegnata oggi a Crosia per verificare la possibilità di diffusione del contagio fra i bambini che hanno frequentato la ludoteca dove è stato riscontrato il caso positivo dei giorni scorsi. Sembra invece circoscritta la situazione di Lamezia Terme, almeno per il momento, e quella di Oppido Mamertine ed in particolare della frazione Messignadi. Dunque, a meno di cambiamenti dell'ultima ora, la curva dei contagi dovrebbe essere in discesa, anche se sono previsti nelle prossime ore nuovi tamponi ad Amantea sul Tirreno Cosentino per ultimare lo screening partito nei giorni scorsi. E adesso il consueto bollettino della regione, nell'elenco però non figurano i 3 contagi di Grisolia. Si stabilizza la curva dei contagi in Calabria per il secondo giorno consecutivo, più 8, i dati contenuti nel consueto bollettino della regione. Nel dettaglio in Calabria ad oggi sono stati effettuati 170.074 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.683, 8 in più rispetto a ieri. Quelle negative sono 168.391. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: a Catanzaro 13 in reparto, 27 in isolamento domiciliare, 186 guariti, 33 deceduti. A Cosenza 10 in reparto, 3 in terapia intensiva, 84 in isolamento domiciliare, 460 guariti, 34 deceduti. A Reggio Calabria 4 in reparto, 88 in isolamento domiciliare, 297 guariti, 19 deceduti. A Crotone 1 in reparto, 20 in isolamento domiciliare, 116 guariti, 6 deceduti. A Vibo Valentia 6 in isolamento domiciliare, 85 guariti, 5 deceduti. Da altre regioni o stato estero 186 e nel totale è compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione. I migranti gestiti dall'ASPA di Cosenza sono 53 e nel bollettino sono inseriti nel setting altra regione o stato estero. Sempre a Cosenza oggi si registrano 4 casi, 3 da contact tracing e 1 da rientro. A Reggio Calabria si registrano 2 nuovi casi riconducibili al focolaio di Oppido. Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 2.740. E sicuramente la riapertura delle scuole rappresenta un test importante, ma per i sindacati la scuola calabrese è in grave ritardo. La scuola calabrese rischia una sonora bocciatura. I problemi di organico e strutturali degli istituti possono diventare un aggravante quando tra 13 giorni suonerà la campanella anche nella nostra regione per l'anno scolastico caratterizzato dal Covid-19.
preoccupati i sindacati che in queste settimane avevano sollecitato incontri e soluzioni, allarmi caduti nel vuoto finora e forse ormai è troppo tardi. Principalmente reclamiamo due aspetti, uno infrastrutturale, cioè qui abbiamo la maggior parte delle strutture che non sono nemmeno a norma, eppure la Calabria era partita con largo anticipo rispetto al resto d'Italia e i comuni stanno in modo lentamente avviando le procedure per metterli a norma. Abbiamo quindi un problema di spazio, un problema proprio di efficienza delle strutture. La cosa che più ci preoccupa è la carenza del personale. Anche questo era atavico, però è aggravato ulteriormente negli ultimi tempi. Pensa che su 1670 posti messi a bando noi ne copriamo sì e no 800, quindi restituiamo oltre il 50% al Ministero. A livello nazionale avevamo chiesto al governo un impegno su un organico che non deve essere un organico cosiddetto aggiuntivo. Riteniamo che quello dell'organico aggiuntivo sia una presa in giro, perché non è un organico assolutamente stabile, sono dei precari che vanno a fare ancora più i precari, perché verranno nominati esclusivamente con dei soldi che comunque sono arrivati alla nostra regione che non basteranno, e quindi questo è sicuramente il primo elemento, che è legato naturalmente anche alla problematica dello sdoppiamento delle classi, perché naturalmente se io non ho un organico stabile, mi riferisco non solo ai docenti ma anche al personale ATA, quindi collaboratori scolastici e amministrativi, ciò preoccupa soprattutto sulla ripartenza. Il secondo sicuramente aspetto è quello dei test seriologici. Noi abbiamo proposto per esempio come Will Scuola delle tendostrutture che vengano effettuate anche al di fuori degli istituti, perché stiamo trovando un po' di ostracismo dal punto di vista medico, perché naturalmente molti medici, a ragione o no, si stanno rifiutando di effettuare questi test. Io credo che la cosa più interessante in questo momento da far emergere è la bassa affluenza da parte dei docenti a sottoporsi al test seriologico. Credo che in Calabria siamo intorno al 20%, e questa io la ritengo una cosa inaspettata, perché quello è il primo elemento di sicurezza che bisogna dare anche sui posti di lavoro. E poi c'è la necessità anche di capire come si intende affrontare la questione per esempio degli spazi, che deve essere una questione, una soluzione definitiva, non può assolutamente essere relazionato soltanto a quest'anno scolastico. Il personale della scuola tende di sottoporsi al test sierologico, ma le operazioni vanno molto a rilento. Lo screening degli insegnanti, si sa, è su base volontaria. Prima della riapertura delle scuole, personale docente e non docente può effettuare i test sierologici che per il personale delle scuole pubbliche saranno eseguiti dai medici di medicina generale. Il problema però è che le operazioni vanno avanti a rilento. Colpa dei medici di base? Il presidente regionale dei medici di medicina generale sottolinea che dove le strutture ci sono c'è stata una risposta del 90%, come a Catanzaro. Il problema invece sorge dove le strutture non esistono. I medici hanno chiesto di avere delle strutture. Lei sa che noi adesso dobbiamo fare il distanziamento sociale, abbiamo bisogno di spazi maggiori, l'ambulatorio, quindi noi ci aspettavamo di avere a disposizione un minimo di collaborazione da parte delle aziende. È disarmante che le aziende sanitarie non abbiano distribuito ai medici, ovviamente, i test e i dispositivi di protezione individuale. Noi abbiamo uno scollamento tra quella che è la disposizione regionale concordata con il dottor Belcastro, c'ero io presente, e quello che poi viene organizzato a livello aziendale. Vi ripeto, Catanzaro, dove sono operative le strutture organizzate che si chiamano UCCP, cioè i medici sono organizzati, hanno spazi disponibili, hanno personale infermieristico e quant'altro, hanno dato una risposta del 96%. Com'è invece la situazione in provincia di Cosenza? La riorganizzazione del territorio è bloccata in maniera imbarazzante da 2 anni. Qualche mascherina sul gomito e pochissime indossate correttamente. Gli adolescenti cosentini si riuniscono a quanto pare senza utilizzare precauzioni, nonostante la preoccupazione per un eventuale contagio dei familiari, prevale la voglia di assoluta libertà.
Cosenza, ore 19, è l'ora del passeggio su Corso Mazzini e per gli adolescenti dell'uscita quotidiana in queste giornate che precedono il ritorno a scuola. Diamo uno sguardo da lontano ai gruppetti di ragazzi nei luoghi di incontro e notiamo che la mascherina è davvero un optional. Pare proprio che il Covid-19 non sia tra le preoccupazioni dei giovanissimi cosentini che dialogano a distanza ravvicinata senza precauzioni come avveniva prima dell'arrivo del virus. Eppure, a tu per tu, si mostrano consapevoli del rischio che corrono per se stessi e per gli altri. Sono un po' preoccupato, ma il giusto, non ho troppa paura, diciamo. E usiamo le precauzioni che ci hanno indicato, mascherine, lavarsi le mani. Ogni tanto c'è la preoccupazione per i nonni, genitori, e alle persone grandi può succedere più frequentemente, diciamo, di ammalarsi per il Covid, quindi un po' di preoccupazione c'è sempre. Un po' preoccupato ci siamo, come credo tutti, perché comunque non tanto a noi che ci può pure capitare qualcosa, ma più che altro le persone più grandi sono un po' più a rischio di noi. Infatti l'importante è che comunque ci siano le precauzioni pure per tenere al sicuro i familiari, diciamo, pure tutti quanti. Si spera che esca presto il vaccino. L'inizio per la scuola come lo vedi? La vedo un po' tragica perché ancora non si è capito bene come funzionerà questo anno scolastico. Speriamo il meglio possibile e che tutto vada bene. Probabilmente non si tratta di negazionismo, ma di voglia di vivere senza limitazioni. I ragazzi non rinunciano a mostrare il proprio sorriso, mettiamola così. Da quando si è riaperto, per quanto comunque dobbiamo tenerla, però ci sono situazioni in cui magari noi ragazzi ci rifiutiamo di portarla. Penso che l'uso della mascherina sia molto soggettivo e che debba partire comunque dalle famiglie, soprattutto magari per le persone minorenni che comunque sono più incoscienti. Tra i tanti senza mascherina, ecco una comitiva di responsabili, tutti maggiorenni e con la giusta preoccupazione per il virus o rispettosi delle regole. Io ce l'ho sempre, bene o male, perché sono un po' abbastanza responsabile, poi tanto tempo fa ho avuto, 1 o 2 settimane fa ho avuto dei sintomi, quindi un po' mi sono spaventato da questo punto di vista. Ho fatto il test serologico e sono risultato per fortuna negativo, però ho avuto questa paura di averlo, quindi da quel momento in poi l'ho portata sempre in qualsiasi caso. Per quanto riguarda me, lo posso prendere, poi la possibilità che la posso portare anche ai miei parenti ha un rischio abbastanza costante, cioè è molto rischioso da questo punto di vista e non voglio rischiare per la salute dei miei parenti. Ci hai ricordato che sono passate le 18, quindi Quindi è obbligatorio mettere la mascherina, quindi io già indossavo. La protesta notturna per i tirocinanti degli enti locali dinanzi alla cittadella di Catanzaro. Siamo i nuovi LSU-LPU, dicono, e chiedono certezze per il futuro. Non mollano e rilanciano la protesta con mascherine e striscioni. Anche di notte nel piazzale della cittadella regionale a Catanzaro sono i tirocinanti degli enti locali, circa 7.000 in Calabria, che continuano a chiedere, dopo 10 anni di formazione, di avere certezze per il futuro. Non possiamo essere considerato un tirocinanti, ma precariato come tutti i precari storici della regione Calabria, perché da ormai 10 anni ricopriamo ruoli nella pubblica amministrazione e anche ricopriamo soprattutto i buchi della pubblica amministrazione senza diritti riconosciuti, quindi continueremo il presidio fino a quando non avremo risposte chiare. Nei giorni scorsi un tavolo tecnico da cui sono emerse indicazioni che vanno verso la soluzione dell'avvertenza, ma chi protesta chiede di passare dalle parole ai fatti. Una richiesta di contrattualizzazione triennale. Ora sappiamo che questa è una proposta quasi utopica, perché prevede comunque una richiesta di fondi che la Regione dovrà anticipare e che il Governo dovrà fare la sua parte, e quindi siamo un po' preoccupati, guardiamo con diffidenza ma anche fiduciosi, insomma, che questa cosa possa andare avanti e possa costituire finalmente la fine delle nostre sofferenze. I tirocinanti svolgono mansioni negli enti locali e il loro lavoro, sottolineano, è fondamentale. Ci sono comuni in cui troviamo un solo dipendente, se non ci fossimo noi non ci sarebbero neanche i servizi minimi essenziali di un ente locale. Genitori che hanno portato anche i figli, ragazzi cresciuti in fretta nelle difficoltà di famiglie che lottano per il lavoro. Io devo poter garantire a mia figlia un futuro dignitoso, non fatto di privazioni. Loro mi hanno formato per 10 anni con dei soldi nostri. È arrivato il momento che ci diano delle risposte. La politica ci deve dare delle risposte con tutte le promesse elettorali. La Regione, lo Stato, che ci stanno a tutti gli effetti facendo lavorare in nero. Noi siamo dei lavoratori in nero dello Stato, delle Regioni.
Al via oggi nell'aula bunker di Rebibbia a Roma il processo Rinascita Scott. In attesa che sia ultimata l'aula bunker di Lamezia Terme, ha preso il via stamani nell'aula bunker di Rebibbia a Roma l'udienza preliminare della maxi inchiesta contro l''ndrangheta denominata Rinascita Scott, coordinata dalla DDA di Catanzaro e condotta dai carabinieri del Rosso e di Vibo Valentia. Gli imputati sono 452, mentre altri 4 hanno chiesto il giudizio immediato e tra loro l'ex parlamentare di Forza Italia e avvocato Giancarlo Pittelli. Alla sbarra boss e gregari di tutte le cosche di 'ndrangheta del Vibonese, ma anche imprenditori, uomini dello Stato, colletti bianchi, massoni, un vero e proprio sistema ordito per controllare e gestire il territorio. Gli imputati devono rispondere a vario titolo di ben 438 capi di imputazione. La pietra angolare nella conoscenza dell''ndrangheta e di questa nuova frontiera del crimine di matrice calabrese che si serve dei colletti bianchi per gestire il potere, così il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri. In questo processo, ha aggiunto, c'è un'altissima percentuale di quella che convenzionalmente viene definita zona grigia, colletti bianchi. Ci sono molti professionisti, molti uomini dello Stato infedeli che hanno consentito a questa mafia di pastori, con la forza della violenza e con i soldi della droga, di essere oggi mani e piedi nella pubblica amministrazione e nella gestione della cosa pubblica. E nel corso dell'udienza gli avvocati hanno sollevato eccezioni riguardo al presunto mancato rispetto delle norme sul distanziamento dettate dalla pandemia da Covid-19. Alcuni legali sono andati via lamentando questioni di incolumità, altri invece hanno chiesto la nullità del decreto di fissazione dell'udienza preliminare. Intanto sono decine le richieste di parte civile. Sarebbero gli autori della rapina a mano armata compiuta nel febbraio del 2019 a Nocera Terinese e Manette 2 fratelli di Longobardi. Incastrati dalle telecamere di videosorveglianza, 2 fratelli di Longobardi nel Cosentino sono stati arrestati dai carabinieri di Lamezia Terme perché ritenuti gli autori di una rapina compiuta il 15 febbraio 2019 in una tabaccheria di Nocera Terinese. Nelle immagini l'arrivo dei 2 a bordo di un'auto, poi l'ingresso nell'esercizio commerciale a volto coperto e armato di coltello, le minacce e il bottino di 2.000 euro. Momenti di paura, la vittima chiusa in uno sgabuzzino che riesce a fuggire e poco dopo anche i responsabili a passo svelto lasciano la tabaccheria. Le indagini dei militari avviate immediatamente sulle dichiarazioni dei testimoni, poi proseguita con pedinamenti e l'analisi dei frame dei filmati che hanno consentito di ricostruire gli spostamenti nelle fasi precedenti e successive alla rapina, permettendo ai carabinieri di individuare con certezza il veicolo utilizzato dai 2 e risultato essere di loro proprietà. Uno dei 2 rapinatori è stato rintracciato nella propria abitazione e portato nel carcere di Paola, mentre l'altro, già detenuto per fatti analoghi commessi successivamente alla rapina, ha ricevuto copia dell'ordinanza direttamente in carcere. Ancora un incendio arrende sulla collina nei pressi della statale 107. Pochi giorni fa un altro rogo a poche centinaia di metri di distanza da quello di oggi. Ecco la zona colpita da un vasto incendio a Rende. Le fiamme hanno interessato questa collina tra Contrada Longeni e Contrada Cutura. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio. Il fuoco ha bruciato vegetazione, sterpaglie, ma anche alberi di ulivo e querce ed è arrivato fino alla vicina statale 107. Il fumo ha reso difficoltoso in questo tratto il transito agli automobilisti. Sul posto i vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per evitare che le fiamme potessero raggiungere alcune abitazioni che si trovano sulla collina. Non è la prima volta che la zona viene interessata da un incendio. Pochi giorni fa un altro rogo ha distrutto alberi e vegetazione a poche centinaia di metri di distanza dall'incendio di oggi. Anche in quel caso le fiamme sono arrivate a lambire la statale 107. La scorsa settimana invece un altro vasto incendio ha interessato la zona di Santo Stefano, sempre a Rende. Si tratta di fiamma appiccata dalla stessa mano? Spetterà adesso agli inquirenti accertarlo. 20 anni fa la tragedia del Giare, l'alluvione costò la vita a 13 persone. Ho sentito un grande boato, per cui mi sono alzata, ho messo i piedi nell'acqua, in questione di pochi secondi l'acqua mi è arrivata alla gola. E se non fosse stata per una mia amica che era già uscita fuori, forse io non sarei qua a raccontarlo.
Era il 10 settembre di 20 anni fa, una tragedia scosse la Calabria, 13 morti, travolti da una montagna di acqua e di fango. L'alluvione e lo straripamento del torrente Beltrami non diedero scampo ad alcuni villeggianti del camping Leggiare di Soverato. Sono trascorsi 20 anni e oggi, come allora, la Calabria non dimentica. 20 anni, 13 morti, un cadavere non trovato, un ambiente non curato. Ci vede riuniti stasera per fare memoria di questo fatto e invita tutti innanzitutto a richiamare la giustizia se ancora ci sono delle cose pendenti, ma non fermiamoci alla sola giustizia o al desiderio umano di ricordare sia i defunti sia vicinanza ai parenti. Che sicuramente oggi soffriranno più degli altri, ma deve essere un'occasione per invitare in questo contesto storico in cui viviamo a curare l'ambiente, ma a curare anche i nostri cuori. Quanto odio abbiamo in circolazione, quanti gesti che non vanno bene. Allora questi fatti ci invitano a una maggiore fraternità, a un maggiore rispetto reciproco, ad abbassare i toni e l'aggressività che non fanno bene alla società né ai nostri cuori. L'Unitalsi di Catanzaro, fra i primi ad arrivare sul luogo della tragedia, ha organizzato una funzione solenne celebrata dall'arcivescovo di Catanzaro Squillace, Monsignor Vincenzo Bertolone. Alla commemorazione presenti le autorità del territorio, oltre ai familiari delle vittime che ogni anno da 20 anni rivivono quei momenti di sconforto e sgomento. Era una tragedia che si poteva evitare. Purtroppo il destino ha voluto questo. E ora abbiamo 13 angeli in più che ci portano un po' di conforto da lassù. Non possiamo averli vicini, però sono sempre vicini a noi. La Camera di Commercio di Cosenza ha ribadito nel corso di un incontro a Cetraro l'unione di intenti con i territori dell'Alto Adige nella direzione di una promozione delle rispettive eccellenze. Incontro di territori tra Calabria e Alto Adige. È stato questo il tema dell'evento che si è svolto presso il Grand Hotel San Michele di Cetraro tra la Camera di Commercio di Cosenza e la Camera di Commercio di Bolzano. L'iniziativa rientra nell'ambito dell'accordo tra i due enti camerali finalizzato alla promozione dei rispettivi territori. L'accordo sta andando avanti, le nostre imprese sono andate anche su, abbiamo fatto degli incontri, oggi loro sono qui, adesso si va più in profondità, dobbiamo fare incontrare le imprese. Sono due economie diverse, per questo in realtà possono stare insieme e anche oggi visitando alcune imprese nostre abbiamo cercato insieme ai colleghi delle associazioni di categoria, all'amico Michio, di poter fare con un protocollo delle imprese. Adesso iniziamo a fare incontrare le imprese, quindi creare del business tra Cosenza e Bolzano. Questa era l'accordo iniziale che non stiamo portando avanti. La motivazione sta crescendo, comunque è un fattore positivo far rete. Far rete in un periodo così difficile che abbiamo passato, che stiamo passando ancora, è ancora più importante. Adesso che abbiamo cercato di propagare il concetto, dobbiamo cercare di portare questo concetto nelle imprese, affinché si incontrino le imprese, non solo le istituzioni, e su questo lavoriamo nella prossima fase. Momento centrale della serata è stato uno show cooking molto particolare in cui chef calabresi e altoatesini hanno presentato la loro personale visione di una reciproca e piacevole contaminazione culturale, preparando dal vivo 2 menù a base di prodotti locali di qualità. Ad Altomonte sabato e domenica 2 giornate dedicate ai motori. Sabato 12 e domenica 13 settembre, dopo lo stop imposto dal lockdown, ripartono da Altomonte gli eventi dedicati agli appassionati di motori ed auto d'epoca, con il mini slalom Città di Altomonte, terzo memorial Vittorio Minasi e primo trofeo Mario Verta. È una gara automobilistica di abilità di guida, in salita con dei tratti birillati, quindi delle chicane lungo il percorso che sarà interessato da questa manifestazione.
manifestazione. Primo anno in assoluto ad Altomonte, siamo contenti del buon riscontro. Noi siamo in diversi territori, però Altomonte è stato scelto quest'anno da un gruppo di appassionati del luogo che hanno voluto che questo evento si facesse proprio qui ad Altomonte. Noi siamo stati ben lieti di venire qui ospiti dell'amministrazione comunale di Altomonte. La competizione si snoderà in 3 manche di gara su 2,2 km ed un giro di ricognizione e si concluderà con la premiazione dei vincitori. Altomonte si affaccia per la prima volta a questa manifestazione sportiva. Altomonte con questa manifestazione sta dimostrando di avere coraggio, perché non è facile organizzare questi eventi in questi periodi del Covid-19. Purtroppo non è aperta al pubblico. Poi ci sono tutte le strutture ricettive tutte piene. Ci saranno oltre 300 persone che pernotteranno ad Altomonte. Puntiamo sull'anno prossimo e speriamo che quest'anno la gente resta contenta e l'anno prossimo cercheremo di fare il nostro meglio. Adesso le ultime dalla borsa. Chiusura senza direzione precisa per le borse continentali, mentre Wall Street viaggia contrastata. Pesano le incertezze legate alla pandemia, che ha raggiunto quota 28 milioni nel mondo. Focus su possibili nuovi stimoli, anche se il Congresso statunitense sembra lontano dal trovare un accordo sul piano di aiuti, che rischia di slittare dopo le presidenziali di novembre. La BCE ha ieri confermato la politica monetaria ultra-accomodante e l'impegno a sostenere l'inflazione, alimentando le attese di nuovi stimoli. Ma la posizione attendista della Lagarde sul recente rafforzamento dell'euro non ha convinto gli operatori, innescando nuovamente gli acquisti sulla moneta unica. Londra ha inoltre respinto l'ultimatum dell'Unione Europea per il ritiro di una bozza di legge che danneggerebbe l'accordo sulla Brexit. Il FTSE MIB e il DAX di Francoforte terminano la seduta invariati, positivi il CAC 40 di Parigi a più 0,2 e il FTSE 100 di Londra a più 0,5, mentre arretra l'Ibex 35 di Madrid a meno 0,7%. Oltre oceano avanzano il Dow Jones a più 0,6 e l'S&P 500 a più 0,3, mentre arretra lievemente il Nasdaq a meno 0,1%. Sul Forex l'euro-dollaro risale a 1,183 e il cambio tra biglietto verde e yen resta poco mosso in area 106,2. Tra le materie prime scambiano incerte le quotazioni del greggio, con il Brent a meno 0,1% a $40 e il WTI a più 0,6% a $37,5. Sull'obbligazionario lo spread BTP Bund si amplia lievemente a 146 punti base, con il rendimento del decennale italiano intorno allo 0,98%. Tornando a Piazza Affari, gli acquisti premiano in particolare Amplifon a più 2,7 e Diasorin a più 2,65%, mentre arretrano Saipem a meno 2,6 e i bancari Mediobanca e Unicredit a meno 2% e Banco BPM a meno 1,9. Grazie e buon proseguimento di serata. Il meteo in chiusura. Continua a fare caldo con temperature ben sopra le medie grazie alla presenza dell'anticiclone. Nelle prossime ore però tenderà ad aumentare l'instabilità con l'approssimarsi della perturbazione attualmente attiva sul canale di Sardegna. Domani nubi sparsi con possibilità di locali rovesci sul medio e basso versante tirrenico, generalmente sereno o poco nuvoloso altrove, ma con possibilità di rovesci sulla Sila e sul Pollino occidentale nelle ore centrali della giornata. Temperature in lieve calo ma ancora sopra le medie del periodo. Passiamo a mari e venti, domani mari calmi o quasi calmi con ventilazione debole a regime di brezze. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è davvero tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.